E adesso abbiamo con noi in studio Raffaele Padrone dell'FSP Polizia, grazie per essere con noi. Grazie. Grazie a lei, grazie ai telespettatori. Partiamo, prima di affrontare ovviamente l'impegno della polizia nelle scuole, le chiederei intanto un commento sugli scontri, no, che si sono verificati in questi giorni tra poliziotti e manifestanti. Che cosa ne pensa? Ma innanzitutto penso che si stia dando molta e troppo spazio a un episodio dove da incriminare, secondo metà dell'opinione pubblica, sono ancora una volta purtroppo i poliziotti che operano sulla strada, che per 4 soldi operano sulla strada, questo voglio dire io, perché la gente qua si deve un po' svegliare. Cosa volete? Volete che non ci siano i blocchi, che non ci siano le autorizzazioni, che ognuno possa fare quello che vuole? Beh, non è così, in un paese democratico tutti possono manifestare e adesso spiegheremo come si manifesta. Però se la gente non vuole avere a che fare con polizia, carabinieri, guardia di finanza e volete uno stato brado della situazione, insomma, fate voi, fate in modo che la politica decida di levare qualsiasi tipo di istituzioni e andiamo tutti a casa. Non è questo quello che vuole l'FSP, non è quello che vuole la Polizia di Stato. La Polizia di Stato e soprattutto i vertici dovranno fare chiarezza su questo episodio, perché secondo me c'è stato qualcosa che non ha funzionato da entrambe le parti. Secondo me, guardate, la gestione dell'ordine pubblico è una cosa difficilissima, veramente difficile. Ci sono alti funzionari che hanno perso il posto per l'ordine pubblico e quindi è una cosa difficilissima da gestire. Però, come ripeto, a puntare il dito siamo tutti quanti subito contro i poliziotti che sono i meri operatori. Allora andiamo a vedere e considerare se c'è stato un ordine magari legittimo, allora il ministro deve intervenire, il ministro dell'interno deve intervenire e punire nelle maniere dovute che penserà e riterrà il funzionario, il dirigente che ha dato l'ordine di reagire, di rispondere, di difendersi. Questo ha dato. Ecco, quindi c'è una disposizione, l'operatore esegue l'ordine. Perché, vedete, oggi ho ascoltato, purtroppo si ascolta solo questo, da qualche giorno si ascolta solo questo mi dispiace, però ho ascoltato dei professori addirittura di Pisa che dicevano ma lì sono stati bloccati dove potevano andare. Ma allora, facciamo una premessa, bisognerebbe un po' spiegare. Se lei vuole fare una manifestazione, lei deve fare una richiesta almeno 3-4 giorni prima alla questura di appartenenza. Viene vagliata dall'ufficio politico, ma dalla direzione del questore, viene detto dove il corteo può transitare, dove il corteo non può transitare. Qualcuno dice, ma perché non quelli a Pisa? Faccio l'esempio di quello che ho sentito, ma di là potevano passare perché ci sono solo sinagoghe, non c'era niente. Ma se la Polizia di Stato ha deciso che di là non si passa, quello diventa linea rossa e non si passa, perché questa è la democrazia. Tutti devono manifestare, ma tutti devono attenersi a quelle che sono le disposizioni di legge. Le disposizioni erano che di lì non si doveva passare. Stop. Ripeto, se ognuno vuole fare quello che vuole fare, va bene, faccia quello che vuole fare, allora leviamo i cordoni, leviamo la polizia, andate, scrivete, pitturate, così forse spaccate, così magari la gente capirà di quello che serve la polizia. 1. 2. Lei fa la domanda e la possibilità di passare e non passare, facciamo l'esempio più facile che conosciamo, Piazza 20 Settembre, lei vuole fare un sit-in, vuole fare un corteo e passare di là, il questore le può dire di no. Ma come? Di là posso passare, non c'è niente. Ma che ne sa lei se magari altre associazioni, altri partiti hanno chiesto di fare un giro passando a fianco Piazza 20 Settembre, ma antagonista della manifestazione? Significa che il questore e l'ufficio politico hanno deciso che lei la manifestazione, se la vuole fare, la fa a Piazza delle Corriere, perché di là non può passare. Queste sono le disposizioni. Il cordone viene fatto perché purtroppo, come ogni volta in questo caso, non ci sono
i ragazzi, i bravi figli di papà che vanno a manifestare, non sono questi. Questi sono stati quelli mandati avanti, l'abbiamo visto, mandati avanti dai reazionari che lanciavano, tra le altre cose, bombe artigianali fatte con bottiglie di alcol, petardi legati, e quindi dietro c'erano i disgraziati, va bene, che volevano rovinare, che rovinano la manifestazione, che coinvolgono questi ragazzi, che sono stati quelli i primi ad essere manganellati, perché è un'azione di difesa, è un'azione di sblocco, chiamatela di persuasione nel non proseguire il corteo. Quindi, se l'ordine poi, ripeto, è stato dato nel momento sbagliato o è stato un ordine illegittimo, questo va ovviamente valutato in sede appunto di controllo, ci sarà sicuramente un'ispezione ministeriale, perché è giusto che sia anche così. Perché vede, faccio un esempio facile, se lei con la macchina prende sotto una persona, la uccide, lei risponde perché era il conduttore dell'autovettura, ok, il conducente dell'autovettura. Ma se alle sere dell'indagine lei scopre, chi farà l'ispezione scopre che il volante si è bloccato e quindi è causa del costruttore dell'autovettura, anche il costruttore dell'autovettura viene indagato per lo stesso reato. Quindi facciamo delle valutazioni, ma non spariamo sui poliziotti che sono i meri esecutori. Io questo le chiedo. Chiedo a lei, chiedo all'opinione pubblica. Io ho visto che dalla parte politica purtroppo c'è ancora chi ci dà contro. Qualcuno ha detto giù le mani delle forze dell'ordine e questo deve essere. Rispettiamo le disposizioni, rispettiamo la legge e tutti devono manifestare, però chi sbaglia paga. Ecco, prima di chiudere, ultimi 30 secondi, un commento sull'impegno che la Polizia di Stato anche nelle Pordenonese fa nelle scuole. Ma questa è un'iniziativa che Questore porta avanti, un'iniziativa che da tantissimi anni viene svolta a Pordenone ed è in tutta Italia. La polizia tra la gente, è sempre questo un modo, è un nostro motto, esserci sempre, questo è importante, ma soprattutto ai ragazzi proprio per insegnare determinate cose. Nelle nostre scuole, guardi, io ho fatto una conferenza la settimana scorsa, quella sul cerimoniale con il signor prefetto di Pordenone, ed è emerso una cosa: andremo nelle scuole a spiegare determinate cose perché è emerso quello che dico da sempre: nelle nostre scuole manca l'educazione civica e l'educazione. Grazie Raffaele Patrone per essere stato con noi. Grazie a voi. Andiamo avanti con il telegiornale. Fermato un passeggero a Treviso, residente in Slovenia, che in partenza dallo scalo aeroportuale Antonio Canova, diretto a Saragozza in Spagna, trasportava al seguito lingotti d'oro dal peso totale di 300 grammi senza aver presentato la preventiva comunicazione di esportazione all'unità di informazione finanziaria presso la Banca d'Italia. Sentiamo.